Cari telespettatori appassionati di ciclismo, la buonasera vi arriva da Piazza Giusti a Monsumano Terme per la 61esima edizione del Gran Premio Rinascita, gara riservata alla categoria allievi in programma come sempre il 1° maggio. Gara che ricorda anche l'impegno nel mondo del ciclismo di Talino Talini. A lui è intitolato il 21esimo trofeo Talino Talini alla memoria, così come è intitolato il 15esimo trofeo Lubrani Andreina alla vedova Talini. A ricordarli i figli Dino, Grazia, Alfredo e Marco che si prodigano nell'organizzazione di questa manifestazione riservata alla categoria allievi. Ed allora, prima della partenza, il doveroso ricordo, il doveroso saluto presso il cimitero dove riposano i coniugi Talini, vale a dire Talino Talini e la consorte Lubrani Andreina, a consegnare un omaggio floreale prima del via, perché il ciclismo a Monsumano è nel sangue di tutti coloro che compongono questa comunità. Lo era nel sangue di Talino Talini, lo è nel sangue dei figli che lo ricordano e che lo ricordano assieme alla moglie Andreina. Dicevamo una corsa che ormai è diventata una classica, che si avvale dell'organizzazione del comune, del patrocinio del comune di Monsumano Terme, la collaborazione del Velo Club Vergine dei Pini. L'organizzazione invece, dicevamo, è affidata alla Polisportiva Monsumanese. Prima della partenza, la consueta firma del foglio di partenza con gli atleti al via, un discreto successo organizzativo come si addice ad una grande classica del ciclismo per questa categoria. Come vedete da queste immagini, la novità della stagione 2014 con la misurazione dei rapporti riservata solo ad alcuni atleti sorteggiati prima del via. Elisabetta Fambrini sarà il giudice di arrivo di questa manifestazione e ci fornirà ovviamente in tempo reale l'ordine d'arrivo della gara. Gli atleti si stanno riscaldando prima del via, poi andremo a studiare meglio il percorso, un percorso collaudato con una prima parte pianeggiante, dopodiché ci saranno 2 passaggi dal Gran Premio della Montagna di Vico, Montecatini Alto, e la conclusione in Piazza Giusti a Monsumano Terme. È una corsa che si apre a diverse soluzioni, solitamente favoriti i gruppetti ristretti, quindi volate di circa 15-20 corridori, ma ogni anno è una storia a sé, vista l'incertezza che un percorso così bello e così aperto a tante soluzioni riesce a regalare agli sportivi e agli atleti presenti. Siamo ormai pronti per la partenza. A dare il via sarà il sindaco di Monsumano Terme, Rinaldo Vanni, insieme a lui l'assessore allo sport e il presidente del comitato regionale toscano della Federciclismo, Giacomo Bacci. Rinaldo Vanni abbassa la bandierina del via, partita ufficialmente quindi la 61esima edizione del Gran Premio Rinascita, 21esimo trofeo Talino Talini alla memoria, 15esimo trofeo Lubrani Andreina alla memoria vedova Talini. Partenza subito velocissima, come si addice agli atleti di questa categoria, il gruppo che si allunga nelle prime fasi di corsa. Dicevamo un primo giro pianeggiante, poi un passaggio in zona arrivo per poi andare ad affrontare la doppia ascesa verso Montecatini Alto, che dovrebbe essere il giudice di questa manifestazione. Una salita non durissima che però potrebbe selezionare il gruppetto dei pretendenti al successo. Il folto gruppo degli atleti al via sfila davanti alla nostra telecamera. Ricordiamo il patrocinio del comune di Monsumano Terme, sempre vicino all'organizzazione di questa gara ciclistica, come dimostra anche la presenza del sindaco Rinaldo Vanni. Il gruppo, eccolo qua, con la coda viaggia allungatissimo in queste prime fasi di gara, seguito dalla moto informazione in corsa di Massimo Capocchi, che quest'oggi cura il servizio radiocorsa assieme a Fabrizio Falconcini. Noi con le immagini ci portiamo nelle prime battute di corsa dopo aver percorso circa 4 km di gara. Il gruppo continua a viaggiare compatto, siamo nel corso del primo giro pianeggiante, tra non molto gli atleti ritransiteranno anche in zona arrivo. Vedete le maglie della Toscoras nelle prime posizioni?
Ci sono anche le casacche della formazione pisana Coltano Grube nelle prime ruote del gruppo. Andatura abbastanza blanda in questo frangente, come vedete da queste immagini il gruppo occupa l'intera sede stradale a testimonianza di un ritmo che al momento non è particolarmente elevato. Ricordiamo ancora una volta che stiamo seguendo le immagini di una delle grandi classiche del ciclismo toscano per la categoria allievi, 61 edizioni alle spalle per la Coppa, per il Gran Premio, scusate, Rinascita, una classica vera e propria per il ciclismo nella categoria allievi. E lasciamo il gruppo compatto, noi ci spostiamo all'interno dei locali del bar Rinascita che come vedete mette a disposizione sale per feste, festeggiamenti, compleanni a tutti coloro che ne volessero fare utilizzo. Un bar dove si parla spesso di ciclismo, un bar in cui gli appassionati del mondo del pedale non possono mancare di far visita nel trovarsi a Monsummano Terme. E torniamo in corsa, torniamo con il gruppo che ha percorso il primo giro iniziale pianeggiante, adesso va verso la zona di Montecatini per affrontare la salita di Montecatini Alto. Adesso prova ad allungare il dorsale numero 18 Matteo Grandi della Coltano Grube. Percorsi 14 km di gara, si riporta su di lui un atleta con casacca 1000 luci. Andiamo a leggere il dorsale, è Gabriele Capponi della formazione pistoiese di Casalguidi della 1000 luci ciclismo. Due uomini al comando quindi, Matteo Grandi dorsale 18 della Coltano Grube e Gabriel Capponi della 1000 luci dorsale 67, che come vedete per il momento si mantiene in seconda ruota. Vantaggio minimo nei confronti del gruppo comunque, che in questo momento praticamente chiude sui due uomini al comando. E con le immagini siamo proprio ai piedi della salita verso Montecatini Alto, la salita di Vico, con il plotone che la inizia compatto. Vediamo nelle prime posizioni del gruppo il dorsale 14 Mattia Bevilacqua, con lui anche il compagno di squadra Simone Bagnoli, che adesso si incarica di fare il ritmo sulla testa della corsa. Ritmo comunque iniziato fortissimo questa ascesa verso Montecatini Alto, con Bagnoli in prima posizione, Bevilacqua in seconda. Gli atleti della Coltano Grube stanno quindi facendo il ritmo in queste prime battute della salita, che vi ricordo sarà affrontata per due volte. Questo è infatti il primo dei due passaggi sulla salita verso Montecatini Alto, la salita di Vico, che ha scritto tante splendide pagine del ciclismo, ha scritto tante splendide pagine del Gran Premio Rinascita riservato alla categoria allievi. Adesso si porta in testa Marco Morgano della Casano. Adesso c'è stato un attimo di rallentamento sulla testa della corsa, ne approfitta per allungare il dorsale numero 13. Si tratta ancora una volta di Simone Bagnoli, che questa volta prova la soluzione solitaria. Dietro vediamo le maglie del team Valdinievole tentare di ricucire lo strappo nei confronti dell'atleta della Coltano Grube. Per Bagnoli una decina di metri di vantaggio in questo tratto centrale della salita verso Montecatini Alto. Pedalata ancora bella fluida quella del corridore della Coltano Grube Costruzioni. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini della 61esima edizione del Gran Premio Rinascita, 21esimo trofeo Talino Talini alla memoria, 15esimo trofeo Lubrani Andreina alla memoria vedova Talini. Adesso si forma una coppia al comando con il dorsale 49 la maglia del team Valdinievole Luca Diana, con il dorsale 14 la casacca della Coltano Grube invece Mattia Bevilacqua, ma il plotone pilotato da Marco Morgano è lì a poche decine di metri, appena 3-4 metri che vengono chiusi in questo frangente. Plotone che comunque si è notevolmente selezionato. Adesso prova ancora una volta Luca Diana a rilanciare l'andatura, non molla un metro Marco Morgano, mentre nelle prime posizioni con il dorsale 72 vediamo anche Emanuele Pacini, la casacca della Polisportiva 1000 luci ciclismo. Ci prova adesso Marco Morgano a fare l'andatura, a fare la differenza in testa al gruppo quando siamo ormai allo scollinamento della salita di Montecatini Alto. Inizia il tratto in discesa per l'atleta della Casano e poi abbiamo intravisto i più immediati inseguitori con appena 10 metri di distacco. Più indietro un altro drappello con 15 secondi dalla testa della corsa e via via tutti coloro che hanno perso contatto in questa salita. Prima ascesa di giornata verso Montecatini Alto. Vi ricordo
che ne seguirà un'altra, probabilmente quella decisiva, in quanto da quel frangente mancheranno pochi chilometri al traguardo. E con le immagini ritorniamo nel tratto in pianura per seguire le fasi centrali di questa 61esima edizione del Gran Premio Rinascita. Il gruppo si è ricompattato, adesso ci sono allunghi scatti e controscatti. Andrea Vannelli del team Valdinievole prova ad evadere dal plotone, l'atleta che pedala su bici formigli prova a guadagnare qualcosa nei confronti dei suoi diretti avversari in questo tratto in pianura che ci riporta con la corsa verso la zona di Monsummano Terme per un ulteriore passaggio in zona arrivo in Piazza Giusti, dove si trova il cuore pulsante dell'organizzazione con il Bar Rinascita e con tutti gli appassionati che hanno contribuito alla realizzazione di questa, che ormai è una grande classica del ciclismo riservato alla categoria allievi. Si riporta sul corridore del team Valdinievole il dorsale 66 Alessio Cappellini della Polisportiva Mille Luci Ciclismo. Si forma quindi una coppia al comando della Gran Premio Rinascita. Due atleti sulla testa della corsa, ma ne giunge un altro ed è il combattente sempre nelle prime posizioni della corsa, Simone Bagnoli. Il plotone adesso perde leggermente qualche metro, una decina di secondi ci segnala radioinformazione in corsa, con il dorsale 69 Andrea Innocenti nelle prime posizioni del gruppo. Si volta per controllare la situazione l'atleta della Polisportiva Mille Luci. Ci sono anche le maglie della Toscogas di Chiesa Nuovo Zanese con il dorsale 56 e Federico Molini, gruppo che come vedete conta una ventina di unità alla caccia del terzetto al comando. E come vedete il distacco sono appena 15 secondi tra i tre uomini al comando ed il gruppo che tenta di organizzarsi. Ovviamente non collaborano gli atleti della Mille Luci quando ci stiamo per riportare in direzione del passaggio in zona arrivo, quindi del passaggio in Piazza Giusti, con la testa della corsa, vi ricordo, ancora una volta composta da Simone Bagnoli, Coltano Grube con il dorsale 13, con il 66 lo vediamo inquadrato Alessio Cappellini della Polisportiva Mille Luci Ciclismo, con loro il dorsale 52 è stato il promotore della fuga Andrea Vannelli del team Valdinievole. Siamo ormai in vista del passaggio sotto lo striscione di arrivo, dove gli atleti andranno a transitare un'ultima volta prima poi del traguardo. Per questi ragazzi un vantaggio nei confronti del gruppo che è salito, adesso sono 35 secondi. Diventa interessante l'azione promossa in primo luogo da Andrea Vannelli del team Valdinievole, a cui hanno risposto prontamente Alessio Cappellini e Simone Bagnoli. Eccoci ormai nella zona transennata in Piazza Giusti, nel passaggio sotto lo striscione di arrivo. Ultimo giro, inizia l'ultima tornata con l'ultima ascesa al Gran Premio della Montagna di Vico. Arriva il gruppo con 38 secondi di ritardo, quindi fuga decisamente interessante. Il gruppo per il momento non riesce a guadagnare nei confronti della testa della corsa. Ed inizia quindi l'ultimo giro di questo 61esimo Gran Premio Rinascita, classica riservata alla categoria allievi. Intanto abbiamo visto all'opera il cambio rotta Cicli Masotti. Ritorniamo sulla testa della corsa, dove sono ancora presenti i tre uomini che abbiamo lasciato al suono della campana, vale a dire Alessio Cappellini della Polisportiva Mille Luci, Simone Bagnoli della Coltano Grube. Insieme a loro per la maglia del team Valdinievole troviamo Andrea Vannelli. Questi tre uomini hanno adesso un vantaggio di 50 secondi nei confronti del gruppo, quindi continua a crescere il vantaggio del terzetto al comando. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini della 61esima edizione del Gran Premio Rinascita, 21esimo trofeo Talino Talini alla memoria, 15esimo trofeo Lubrani Andreina alla memoria Vedova Talini. L'organizzazione, grazie al patrocinio del comune di Monsummano Terme, la collaborazione del Velo Club Vergine dei Pini e il supporto del comitato Vivi Monsummano. Questo è il terzetto che insegue invece i tre uomini al comando con un ritardo di 50 secondi. Vediamo il dorsale 27, si tratta di Ugo Zuccaro della Pozzarello. Poi con il dorsale 80 abbiamo visto Rocco Imbruglia, con il dorsale 47 invece troviamo Alessandro Bivone. Questi tre uomini inseguono, sono i primi inseguitori del terzetto, però il gruppo è vicinissimo ai controattaccanti. Siamo ormai all'inizio
dell'ultima ascesa verso il Gran Premio della Montagna di Vico. E troviamo ancora una volta il terzetto degli uomini al comando che continua a darsi cambi regolari, tant'è che il vantaggio adesso è di 1 minuto e 20 nei confronti del gruppo, quindi potrebbe essere davvero un'azione molto interessante quella composta da Andrea Vannelli del team Vandinievole, da Alessio Cappellini della Mille Luci e da Simone Bagnoli della Coltano Gruber. Sicuramente ci sarà battaglia sia sulla testa della corsa sia nel gruppo in questo ultimo tratto in salita, dopodiché la picchiata verso Nievole e quindi poi gli atleti troveranno pianura fin sul traguardo. Adesso esce una coppia con il dorsale 72 è Emanuele Pacini della Mille Luci, con il 49 invece Luca Diana del team Valdinievole. Questi sono i due immediati inseguitori della coppia al comando nel tratto in salita verso Montecatini Alto. Per loro un ritardo di 55 secondi, il gruppo invece accusa un ritardo di poco superiore al minuto, tant'è che sta per raggiungere i controattaccanti, quindi tra non molto avremo una situazione di gruppo compatto alle spalle del terzetto al comando. Tratto in salita verso Montecatini Alto in questa 61esima edizione del Gran Premio Rinascita, gara riservata alla categoria allievi. Vi ricordo il pensiero che va a Talino Talini e Lubrani Andreina, a cui è intitolata questa manifestazione, con l'impegno dei figli a ricordare i coniugi Talini, vale a dire i figli Dino, Grazia, Alfredo e Marco, che sono la vera anima di questa organizzazione. Una menzione particolare la merita anche il comune di Monsummano Terme per il patrocinio ed il supporto offerto, e il comitato Vivi Monsummano. Tratto in salita, vedete che alle spalle del terzetto adesso si è portato il numero 24, vale a dire Baldasseroni, l'abbiamo intravisto, e poi abbiamo visto anche con la maglia della Coltano Gruber Mattia Bevilacqua, era il dorsale numero 14. E il terzetto adesso arriva allo scollinamento dal Gran Premio della Montagna. Nulla è successo, nulla è cambiato sulla testa della corsa, ancora 3 uomini al comando. Vedremo se dietro ci sarà stata selezione, il vantaggio è calato, Bevilacqua è il primo inseguitore e poi è la volta di Morgano, poi via via tutti gli altri. Abbiamo visto anche Emanuele Pacini della Mille Luci transitare di fronte alla nostra telecamera, ed il gruppo che praticamente è esploso nel tratto in salita verso Montecatini Alto. A questo punto tutto si deciderà in pianura verso il traguardo di Piazza Giusti a Monsummano Terme. I 3 uomini al comando hanno un vantaggio ancora consistente intorno al minuto primo, e per il momento non manca l'accordo tra coloro che compongono la testa della corsa. Un'azione nata praticamente a metà gara tra le due ascese del Vico, quando il primo ad avvantaggiarsi è stato proprio Andrea Vannelli. Su di lui si è riportato prima il corridore della Mille Luci Cappellini, e dopodiché si è riportato anche Simone Bagnoli. Torniamo in pianura con l'allungo, questa volta di Simone Bagnoli, che prova a staccare i compagni di fuga. Risponde prontamente Cappellini, non c'è più accordo sulla testa della corsa, questo anche perché Cappellini ha dietro dei compagni di squadra, tra cui ovviamente Edoardo Sali, che in caso di un arrivo in volata è sicuramente uno degli atleti favoriti, e quindi si inizia a giocare sulla testa della corsa, a cercare di limitare lo sforzo, limitare le energie. Come vedete i ragazzi adesso stanno parlando, non si collabora più, siamo ormai a pochi chilometri dalla conclusione. Si è formata una coppia intanto all'inseguimento della testa della corsa. Si tratta del dorsale 47, vale a dire Alessandro Bivone, con lui il dorsale 24 Mattia Baldasseroni. Sono i due più immediati inseguitori che stanno guadagnando tantissimo, sono adesso a 25 secondi dagli uomini al comando, quindi potrebbe addirittura formarsi un quintetto nel finale. Gruppo che, come vedete, insegue a circa 45 secondi, il gruppo che a questo punto ci sembra veramente tagliato fuori dai giochi. La Mille Luci in testa al gruppo, forte però di avere un atleta davanti, vale a dire
Alessio Cappellini. Adesso ci sono scatti e controscatti nel gruppo, ma ormai i 3 uomini al comando sono in vista del triangolo rosso dell'ultimo chilometro e quindi tra non molto entreranno in funzione delle telecamere fisse, perché sarà una volata a 3 a decidere l'epilogo del Gran Premio Rinascita. Ha lanciato lo sprint con Bagnoli partito lunghissimo, la rimonta di Alessio Cappellini che va a vincere davanti a Simone Bagnoli e Andrea Vannelli. Poi al terzo posto invece è Alessandro Bivone, quinto è Mattia Baldasseroni. Per quanto riguarda la volata del gruppo invece il successo di Edoardo Sali che vale il sesto posto in questo Gran Premio Rinascita, trofeo Talino Talini alla memoria, trofeo Lubrani Andreina alla memoria. E questa è un'altra angolazione del traguardo con la vittoria del corridore della Mille Luci. Alessio Cappellini, numero 66, a trionfare. Simone Bagnoli, un secondo posto per qualche centimetro, un po' di delusione si legge nei tuoi occhi. Sì, certo, siamo stati davanti tutta la corsa. Abbiamo preso un vantaggio fino a 1 minuto e mezzo, arrivare a 100 metri a giocarsela in 3. Ho preso la volata di testa, forse un errore, però mi ha superato i 50 metri, evidentemente è stato più forte. Ha saltato qualche cambio, una delusione perché abbiamo rischiato di vincerla. È stato più intelligente e l'ha vinta lui. Un po' di rammarico, però va bene così. Andrea Vannelli è stato l'ideatore della fuga che ha portato il gruppetto dei 3 a giocarsi il successo. Quando ci hai provato forse non ci speravi neanche tu. Ma sì, è vero, guarda, è il mio primo podio in tutta la mia carriera da ciclista. Io e Bagnoli ci avevamo messi d'accordo per staccare il vincitore agli ultimi 5 km all'arrivo, però io avevo già crampi e è andata così. Ringrazio i miei compagni di squadra che hanno fatto un ottimo lavoro, soprattutto ringrazio i miei allenatori e la mia famiglia. Alessio Cappellini, primo anno nella categoria, arriva a questo successo, un successo in una gara storica. C'è grande soddisfazione, soprattutto perché la squadra ha offerto un ottimo gioco, tu eri davanti, Sali e copertura dietro. Sì, sono partito a metà gara, era partito Bagnoli, sono andato dietro, poi è rientrato uno del team Valdinievole, si è continuato in 3, io cercavo di far rientrare il gruppo dietro che c'era Sali, però poi alla fine mi sono ritrovato con questi 2 e poi ho fatto la volata e ho avuto il meglio. Una dedica per questa vittoria? Sì, ringrazio soprattutto lo sponsor GM e tutta la squadra, tutti gli allenatori e la mia famiglia. E questa maglia poi il campionato provinciale sicuramente una soddisfazione che potrai difendere il prossimo anno in quanto sei un primo anno. Sì, penso sia una grande vittoria per me perché è la prima da quando ho iniziato a correre, perché ho iniziato da G6 e sono contento. Alfredo e Marco Talini, 2 dei figli dei coloro che vengono ricordati oggi, Talino Talini e la consorte. Una gara, Marco, che ormai avete preso in consegna negli ultimi anni per ricordare prima l'operato di vostro padre e poi l'operato di vostra madre. Il grande successo, il livello organizzativo sempre all'avanguardia vi stimolano ancora ad andare avanti. Sì, dobbiamo dire una cosa, che quest'anno per organizzare questa corsa è stata molto dura, sembrava che fosse saltata e poi insomma merito del comune di Monsummano Terme che noi ringraziamo, siamo riusciti a organizzare e a fare ancora una volta questa grande manifestazione. Ringrazio personalmente con i miei fratelli Dino, grazie, Alfredo e io Marco, naturalmente ringrazio il comune, tutti gli sportivi e si spera, noi abbiamo messo come sempre, come tutti gli anni, il nostro impegno e come sempre lo mettiamo tutti gli anni che siamo qua presenti. Speriamo che non sia così dura anche per i prossimi anni. Piazza Giusti senza la Coppa Rinascita sarebbe spoglia, diamo l'appuntamento al prossimo anno. Sicuramente il 61esimo sono i numeri che dicano quello che può valere il 61esimo Gran Premio Rinascita. Noi con il 21esimo trofeo Talino alla memoria del nostro padre e Lubrana Andreina della nostra madre siamo presenti e si spera di essere presenti anche per i prossimi anni. Alessandro Marraccini, presidente del comitato Vivi Monsummano, è stato uno di coloro, come ricordava Marco Talini, che ha reso possibile questa manifestazione. Direi che ancora una volta, ancora di più, Monsummano ha dimostrato di tenere al ciclismo in maniera particolare, perché qui la comunità e il comune hanno supportato questi grandi organizzatori che da tanti anni portano avanti questa splendida corsa.
certo che sì. E in momenti un po' particolari e difficili bisogna, per salvaguardare certi tipi di manifestazione, darsi una rimboccata di maniche tutti, e credo che questa gara l'abbia dimostrato, che si è unito veramente un paese per cercare di organizzarla, di portarla avanti, e credo, vedendo anche tanta gente non solo all'arrivo ma anche sul percorso, che sia pienamente riuscita l'avventura, diciamo. Logicamente, come facente parte dell'organizzazione, va dato un ringraziamento alla famiglia Talini, che ha messo logicamente il grande impegno che mette ogni anno per la buona riuscita della corsa, il Velo Club Monsummano e in particolar modo l'amministrazione, che ci ha dato veramente un grosso aiuto per la buona riuscita.